Riaperta da ieri la Valle dei Templi di Agrigento, finalmente con la zona gialla, le nuove norme, si ritorna a poter usufruire dei beni del parco, così come anche per il Museo Pietrogriffo di Agrigento. È tornato aperto dopo la chiusura del Covid-19, così anche è possibile visitare l'area archeologica di Eraclea Minoa, un vero e proprio viaggio nella memoria, possibile grazie anche al lavoro di dipendenti di Coop Cultura che si sta occupando anche del riallestimento delle zone archeologiche. Stamani i turisti nella valle arrivavano pian piano per accedere all'area archeologica, provenienti da varie parti, sia italiani che stranieri, con un sole forte e caldo che li accompagnava e desiderosi di poter tornare alla vita normale post pandemia. Ad accoglierli i venditori di souvenir all'ingresso della biglietteria. E oggi riprende l'attività da ieri alla valle, ecco, possiamo fare un primissimo bilancio di come è andata, quali sono le aspettative, insomma come è andata anche a voi. Ieri come primo giorno abbiamo avuto una piccola incremento di persone, circa tutta la giornata 200 persone. Oddio, con il sole che c'era, qualcuno piano piano dobbiamo iniziare a vedere più turisti, più gente in giro e questo, con le belle giornate che adesso sono iniziate, va bene così. Piano piano dovremmo iniziare la nostra battaglia estiva. Da quanto tempo voi siete chiusi? Circa 6 mesi. Circa 6 mesi. Come avete trascorso questo periodo? Casa e riposo forzato. Sono stati incentivi, qualcosa, ristori che magari per la vostra categoria? Sì, qualcosina si è ricevuta, ma poi tutto il resto niente, normalità. Qual è il souvenir che più viene ricercato dai turisti? Ma diciamo che i magneti è sempre stato il cavallo di battaglia, poi oltre il cappello perché è una zona abbastanza calorosa, calda, poi le cartoline stanno riprendendo, il libro sulla valle, le mappe, insomma un po' di tutto. Ecco, da ieri a oggi qualcosa, un primissimo consuntivo, insomma, anche se è breve, però giusto per capire quale sarà e quale può essere anche il futuro nostro qui. Diciamo che l'aspettativa era un po', in base a quella che è stata, negativa, però devo dire che siamo già soddisfatti di queste poche persone che sono entrate. La vita... Esatto, un po' normale tra virgolette, con la mascherina però un po' più normale. Come si è vissuto questo periodo? Voi non so. Qua in Sicilia? Bene, si sta bene, non fa troppo caldo, quindi anche la mascherina si riesce ancora a tenere. Più avanti sarà più difficile sicuramente. In Sicilia? Sì, adesso vado a San Vitolo Capo oggi pomeriggio. Ho capito. Esatto. Lei viene da? Vicino a Bolzano, Alto Adige. Come si è vissuta il momento del Covid, l'isolamento a Bolzano? Era un po' pesante, però comunque per fortuna abbiamo un sacco di natura dove si poteva camminare in montagna e tutto quanto, quindi dai, è andata abbastanza bene. Da dove viene lei? Cosa fa? Insomma? Da Agrigento. Ah, ho capito, viene qui alla valle a visitare la valle? Sì, ogni giorno, adesso, quanto si può finalmente. Ho capito, e come mai? Questo è meraviglioso. Lei studia, fa qualcosa? No, io sono ricercatore. Mi dica qualcosa del suo ricercare. Io farò la ricerca sull'antica Grecia antica, allora è vicino dal mio interesse. E quindi qui ad Agrigento, giustamente? Sì, sai, meglio... Senta, che ne pensa del teatro? Si sta scavando il teatro? Io non so, non ho l'idea. Apparentemente ci deve essere un teatro perché era una grande città, ma non so. L'ha visto? Ha avuto modo di... Sì, ma appena di scoperto, sì. China. Sì. In inglese magari? No. No? I'm from China. China. Sì. Vi piace la Sicilia? Sì, molto, mi piace tanto, troppo bello. Grazie. Prego. Devo dire... Cos'è? Ti piace la Sicilia? Sì, mi piace. Okay. Noi arriviamo dalla Svizzera, abbiamo atterrato l'altro ieri a Catania
e stiamo facendo un po'. Le piace la nostra città, Agrigento, la Sicilia, insomma qualcosa? La Sicilia molto, Agrigento pure. Sì, sì, bellissimo. Quindi Poi cambia il tempo, si paragona con la Svizzera. Quale zona della Svizzera? Ginevra. Ah, Ginevra, ho capito. Come si è vissuto questo momento di Covid anche lì da voi? Male, come voi. No, sì, sì, è stato difficile per tutti, per l'economia, per gli anziani come me. Certo. Sì, sì. Quindi ora invece andiamo superato, insomma. Cerchiamo di vedere una fine a quella storia. Ok, grazie. Lei Prego. si è fatto il vaccino? Sono vaccinato, sì. Vaccinato, ok. Ma da dove viene? Tout va bien. No, dico Tu da bene. dove viene? Da quale paese viene? Francia? Français, ouais. E che paese della Francia? Lyon. Noi veniamo da Catania, siamo qua in vacanza, quindi abbiamo deciso di passare questo tempo un pochettino qua, alla fine per un giorno diverso. Ah, perfetto. E lei? Io pure sono di Catania, a Citrezza. Siamo di passaggio, però mentre che eravamo qui abbiamo approfittato per... Quindi diciamo secondo giorno di apertura, diciamo è bello ritornare Esatto, di nuovo. ritornare di nuovo alla normalità quasi. Sembra strano, però un po' di aria, un po' di cultura.